E abbiamo Salvatore Architravo che ci racconterà e ci dirà, anche lui esperto ma soprattutto cultore della canzone classica napoletana. Salvatore, se ci può dire, non so, se il nonno è rimasto male che non è stato invitato, se ha notizia di questo. No. Allora, io personalmente, come già ho detto anche in privato, io ho sentito anche Adriana. Sì. Eva Sanzarelli, Bruna, cioè la famiglia del maestro Bruni. Io personalmente, indipendentemente da tutto, già sono contento che è stato fatto un qualcosa per ricordare Sergio Bruni, nell'epoca del rap, nell'epoca del neomelodico, nell'epoca della Napoli che non c'è più, che parliamoci chiaro, purtroppo sta andando scomparendo. No, non c'è più. La mia generazione non ha più niente di questo grande bagaglio. Io ho la fortuna di rapportarmi con dei testimoni, che siano artisti, che siano anche semplici fan che ascoltavano quel repertorio, ascoltavano il maestro Bonomo, ascoltavano Nonno, ascoltavano il maestro Bruni. Quando sarò io il sessantenne, che ci sta più? Il rap, diranno come cantava bella Clementina, perché è andato avanti il discorso. Io di questo ne parlavo su Facebook con Enzo Esposito, che saluto. Infatti mi fece vedere questo filmato delle sue nipotine di 2-3 anni che ascoltavano Bruni, che ascoltavano Murolo. E dicevo, poveri creature, perché non avranno, ma non perché non ero felice di questo... però attenzione, altrimenti noi facciamo i vecchi che parlano male dei giovani. No, assolutamente. Anche questo è pericoloso. No, ma soprattutto, visto che ci si lamenta, lo diceva pure Perché Salvatore. poi ci sono i documenti, dalla televisione non butta niente tra le altre cose. Questo purtroppo è un altro grande problema. Te che Rai caccia Sanremo, mai il Festival di Napoli. Anche perché credo che purtroppo delle edizioni del Festival di Napoli su 19, anzi 18, perché la 19esima diciamo è solo su carta, quella là del 71, penso ne sono rimaste 3 o 4. Ma assurdo. Quindi noi non abbiamo più dei documenti. No, però... Hanno eliminato tutte le tradizioni a Napoli. La piedigrotta non si fa più. Il fuoco o fuoco a mare e non si fa più. Come si chiama? La piedigrotta, eccetera. Festival di Napoli e festival... La piedigrotta, il festival, la quale c'era. I carri Pieranotte, cosa? Hanno eliminato tutto per la miseria. Non è possibile! Le nostre tradizioni! Vai Salvatore. È vero, vai. Scusatemi se... Però questo purtroppo è Napoli che l'ha eliminato. Cioè, le istituzioni, adesso vediamo il chi nuovo boicotta ha trovato una tavola apparecchiata. Ma le motivazioni quali sono? Bruno, c'è qualche aneddoto invece tra Trevi e Bruni? Ce ne sono tantissimi, suppongo. Dove ne sbaglio io? Sì, certo. Bruni è stato l'ispiratore di un'intera generazione, quindi come di nonno anche dello stesso Merola e di Pino Mauro. All'inizio cantavano un pochino tutti alla Bruni, poi ognuno ha Tony Astarita, poi ognuno ha preso la sua strada. Però nonno era un grande fan di Bruni, come lo è ancora, soprattutto del Bruni che va dal 52 al 60. Poi ha avuto la fortuna di incontrarlo ai festival, addirittura ha avuto la fortuna che Bruni ha incominciato a cantare delle sue canzoni, come Indifferentemente, Mare Verde, Si c'è la Samma, Mandolinata Blu, Effernasia, Cunte e Lampare, cioè tutti i successi festivalieri di nonno che Bruni ha inciso. E ovviamente come nonno ha inciso di Bruni, ma come all'epoca c'era la cover per motivi anche discografici, cioè che vari cantanti di varie etichette cantavano il brano presentato al festival. E il rapporto nonno-Bruni è buono. Hanno litigato anche, attenzione, per carità. Il rapporto, se non è litigare, però ce n'è una formidabile. Quando fermarono il Festival di Napoli nel 1971, chi se lo può scordare?
la questione di Mario Abate che aveva la bomba Non era vero niente. Ma non lo fecero esibire? La RAI, no niente, la RAI ritirò le telecamere Sì. e disse il festival non va più E non era vero niente. su RAI. E praticamente no, vabbè, c'erano anche c'erano delle movimenti di corruzione. Se non era quella della Degli Piedigrotta altari. 73 di Abate. C'era molta corruzione, vabbè. Dopo aggiungi qualcosa tu. Dietro la RAI. Arriviamo poi da Salvatore Sì. Architravo, del nostro patrimonio artistico, no? Quindi tocchiamo questo bellissimo argomento forte dove tu comunque ci vai sempre a braccetto. Ed è diciamo importante che giovani conservino questo patrimonio, siano la memoria del Io patrimonio sono storico. un fortunato però perché ho una grande scuola a casa. Io mi auguro che molti altri della mia generazione e anche più giovani possano avvicinarsi a questo mondo che è straordinario. Napoli ha creato delle cose che mi chiagno cuore per come è trattata e per come è dimenticata e per come, collegandomi al maestro Lanza, la politica non dà rispetto a queste cose. Ecco. Perché Sanremo, il festival esiste perché la giunta comunale, che la regione e perché determinate organizzazioni creano quella manifestazione. Napoli non si sa perché crea, però la darà sempre mano coronata per la fa gestire. È una cosa che purtroppo potenti. c'era anche all'epoca del Festival di Napoli, se vogliamo, perché molte etichette discografiche, ne erano poche quelle napoletane negli ultimi momenti. Penso alla Durium di nonno che era di Milano, dove nella stessa Durium c'era Fierro, c'era la Curtis, Betty Curtis se non erro. La Vis Radio. La voce del padrone con La voce del Bruni, padrone, con che era Vis di Radio, Londra Mario poi con sede a Milano, la Fonit che è la RAI, la Fonit Cetra. Cioè Napoli ha avuto una mancanza nell'organizzazione, cioè forse all'epoca solo la LO, la King, la Zeus erano le uniche etichette sì. napoletane, cioè che quel mercato, quei soldi che giravano, iano a finire in casse napoletane, che questa è una cosa importante secondo me. Da noi manca Diciamolo. da noi ormai manca tutto questo, cioè noi non abbiamo, con tutto il rispetto per carità per l'emittente che ci ospita in questo momento, non abbiamo una televisione nazionale che ha un peso come la RAI o la Mediaset, non abbiamo una radio che ha un peso come una RTL 102.5 che sta a Milano oppure una Radio RAI che sta a Roma. Noi siamo sempre legati a qualcuno. Una volta Senese mi disse a mai for, a ma fa successo e poi a tornare. Ecco. Sì, è vero. Questo secondo me E è un'altra di Sergio Bruni, c'era una ieri e l'altro ieri. Per fare il Festival di Napoli ci voleva un direttore artistico come Falcone Borsellino. Sì, È vero. sì, è vero. C'è stato un personaggio Bravo. che mi ha Bravo, detto Bruno. io voglio fare un festival ma chi lo deve organizzare adesso lo figlio quest'ora. Quindi, Allora, Poso il microfono. sì, volevo chiedere a Salvatore, Sì, vai. e noi vedremo poi in sovrimpressione anche la copertina del libro, Sì. se in questo libro, indifferentemente dedicato a nonno Mario Trevi, c'è qualche riferimento anche ad Antonio Buonomo. certamente. Allora, io ci tengo a precisare una cosa. Sì. Il libro L'ha scritto Mario Trevi. scritto Mario Trevi, Sì. io ho aiutato, Sì. quindi non voglio... Diamo a Cesare quel che Sì, dice. sì. Eccolo, lo stiamo Eccolo guardando. là. Grande Mario, ciao. Ciao, Un saluto ciao. del grande In Trevi. questo libro ci sono tanti ricordi, si parte ovviamente dalla prima incisione del 59 fino ad oggi e in questo bel percorso ci sono tanti artisti con cui nonno ha condiviso tante belle esperienze e tra questi il maestro Buonomo che fa È molto parte, riconoscente. Baso. diciamo credo sia cronologicamente l'ultimo protagonista dei festival di Napoli Sì. per un fatto di età. Facile, sì. quindi, È così. e quindi merita tutto il rispetto Grazie. che ha. Grazie. E quindi insomma compriamolo, leggiamolo, in modo tale che... Leggetelo, poi, No, leggiamolo, ma lo dobbiamo anche Leggiamo la comprare. storia della Dobbiamo canzone. sostenere la cultura. Ecco, indifferentemente Mario Trevi, acquistatelo in tanti, a partire da questo momento, se ci state Io lo seguendo. devo avere, devo avere la Autografato. Anche Antonio Vabbè, Buonomo lo vabbè. deve avere, anche noi, lo dice a nonno. Vabbè, noi lo compriamo. Noi lo compriamo. Antonio, ma un'altra curiosità adesso mi viene. Vi stavate preparando, che ci raccontavi che per 2 mesi sei stato a casa del maestro Sergio Bruni per Sì, Nabruna, infatti sto e quando poi il preparando- festival non andò in onda e non si fece, lui ci rimase male.
Certamente, come no, tantissimo, ma tutti quanti, tra le altre cose, anche il grande Mario Abate, eccetera. Però Sergio Bruni non è che si fece sentire tanto, devo dire la verità. Io so che Bruni stappò una bottiglia di champagne quando... Ah, addirittura? Sì, questo me lo disse Palumba. Grande Salvatore. Stappa una bottiglia di spumante. Che non si E c'è anche in alcuni libri, Geniale. c'è nel libro Mio padre Sergio Bruni di Bruna, ma anche nel libro di Salvatore Palumba dedicato a Sergio Bruni. Ma Bruno ha fatto un libro. Sì, Mio padre Sergio Bruni. Porca mia, 2014. scritto da Bruna. Sì. Quello lo Ok, terminiamo anche con Salvatore Architano. pensiero tuo Pensiero finale. tuo finale. Sono contento che si parla sempre di Napoli, però di una determinata Napoli. Si deve ricordare sempre, in ogni momento. Noi abbiamo il telefonino che con un pulsante ci fa girare il mondo, però non dobbiamo fare Neanderthal nella libreria, perché dobbiamo anche gestirla bene questa grande cultura, questo grande mezzo di comunicazione. Ben vengano che ci sono tutte queste manifestazioni. Viva la canzone napoletana classica, questo solo dico.